Allora, invece di andare noi italiani all'estero e di regalare il paese agli stranieri, mandiamo i politici pupazzi attuali dai loro padroni e si fa un governo di italiani patrioti, un governo che rimetta tutto come prima, Costituzione compresa, che era perfetta, dove gli italiani sono padroni della loro vita. Cosa dice? No, diciamo che il tema degli stranieri è un tema sempre degli stranieri, degli immigrati che arrivano al nostro paese. Dobbiamo sapere che prima citavamo il tasso di natalità. Se noi abbiamo un tasso di natalità appena decente, lo dobbiamo anche perché abbiamo molti immigrati che poi si sono stabilizzati. Cioè, il tema è che noi con l'emigrazione abbiamo perso risorse. Cioè, bisogna sapere che nei periodi di forte emigrazione italiana in America, in Argentina, in Brasile, non è che abbiamo solo delle persone che sono andate lì e basta, abbiamo perso risorse, patrimonio delle persone. Oggi, e qui il problema è che il tema sulla politica è un tema che incrocia quotidianamente il tema della corruzione, quindi non aiuta, diciamo, la discussione, ma che ci sia bisogno di politica e dei politici in una società democratica e fuori discussione. Bisogna una politica pulita, una politica trasparente, una politica che sia agganciata ai problemi delle persone, non delle grandi corporazioni. Quindi io dico che il tema che pone l'ascoltatore è un tema vero, nel senso che c'è questa sensazione nel Paese, però io penso che dai dati che ci dà l'INPS, molti dei contributi che vengono versati oggi dagli immigrati contribuiscono a tenere a galla il sistema previdenziale oggi. Perché i contributi, come sapete, in un sistema a ripartizione è fatto che i contributi dei lavoratori in essere ma qui forse non fanno riferimento agli immigrati che lavorano, per carità, che ormai sono anche integrati, ma tutti quelli che non troveranno mai lavoro e che non troveranno mai lavoro perché neanche se lo trovano. Da un certo punto di vista, guardi che sì. Molta illegalità viene generata anche dal sistema che preferisce avere un immigrato non regolare e lì si apre tutto il discorso anche se noi vediamo per esempio anche nella nostra società i 31 milioni di voucher stavo pensando utilizzati, proprio a quello. Cosa generano questi? Pensando proprio a quello. In questa società qua? Generano illegalità, Cioè, per carità, infatti, legale al di là di tutto, perché il voucher è legale, ma illegalità perché io non posso pagare con voucher un operaio qualificato. E oggi in settori come l'edilizia, in settori importanti, c'è una diffusione del voucher che anche chi ha messo in moto questo meccanismo qua adesso comincia a ripensarlo. A rendersi conto che forse non era per la quale. Per quanto riguarda quindi questo aspetto anche di incontro che verrà organizzato in questa occasione, quale sarebbe la vostra speranza ultima? Perché noi la nostra speranza che non è una speranza ma è un metodo. Leggo solo la politica pulita in Italia non è più possibile senza una rivoluzione. Chi controlla il politico corrotto, seppure il magistrato lo è, quale candidato può valutare il cittadino se ogni coalizione ha qualcuno che ruba? A questo problema hanno risolto, non si vota più, per la partecipazione. La non partecipazione è anche questa. Non si incentiva ulteriormente perché l'unica risposta. Perché poi in democrazia conta chi vota, cioè si possono fare delle considerazioni sul fatto che la gente non vota, ma sono considerazioni che poi non sociologiche, ma che trovano poi chi riesce a tenere anche quel minimo di consenso. Poi chi ottiene un voto di più governa, poi con leggi maggioritarie ancora di più, perché noi siamo in presenza. Fine ultimo che vi proponete voglio sentire anche Jacopo Bufalo. Allora, il fine ultimo è di rafforzare il rapporto che abbiamo con il mondo degli studenti, delle nuove generazioni, per dare concretezza a un'idea che il confronto tra generazioni è il sale, diciamo, della democrazia, della partecipazione. In molti campi, insomma, noi pensiamo che la cosa più pericolosa che potremmo avere è uno scontro tra generazioni. Noi non a caso anche alle manifestazioni mettiamo sempre al centro l'idea
che un'idea solidale della società parte da un rapporto positivo tra le varie generazioni. I pensionati lo fanno naturalmente, anche se non gli viene riconosciuto, perché molti pensionati contribuiscono proprio attraverso il welfare familiare a far studiare i figli, a dare in altri paesi un figlio quando ha 17-18 anni ha già un piccolo reddito o per prestazioni sociali che gli vengono dallo Stato o per una dinamica economica nel paese. Da noi ci poniamo l'idea, oggi c'era una discussione, leggevo prima sulla stampa, per una sentenza che ha detto che uno rimane a carico della famiglia e si è anche detto fino a che età, fino ai 28 anni, cioè uno deve essere mantenuto dalla famiglia. Oggi molto di questo reddito qua è generato dalle persone anziane, c'è una naturale solidarietà che viene però contrabbandato con uno scontro che in realtà secondo me non esiste, non può esistere. Ovvio che se i giovani non entrano nel mercato del lavoro, anche da un punto di vista pratico, non abbiamo contribuzioni nel sistema previdenziale, quindi è proprio un ciclo, infatti. È un ciclo, quindi bisogna rompere questo circolo vizioso e rendere invece un'azione positiva, virtuosa, attraverso la consapevolezza, perché i giovani saranno la società di domani. Se noi li educhiamo alla legalità, il fatto di avere comportamenti legali, no, che pare una banalità, però purtroppo questo oggi è il tema, perché oggi la cultura predominante è quella dell'illegalità. Cosa ne dici? In due parole, che abbiamo un minuto. Certo, secondo noi appunto il dimostrare che non c'è uno scontro tra generazioni, ma anzi c'è la possibilità di c'è un dialogo e c'è la possibilità attraverso questo dialogo di costruire tante esperienze positive. Prima è stato fatto l'esempio dei campi della legalità, ma un altro esempio molto fisico e tangibile sono gli spazi di aggregazione, che in una società atomizzata che riduce gli spazi di aggregazione i giovani spesso non li trovano, o il massimo di uno spazio dove ci si può trovare al di fuori di quello che è la scuola, che però non essendo aperta al pomeriggio perde un suo lato aggregativo. Quindi anche di confronto, di dialogo, di crescita insieme allo SPI siamo riusciti a costruire dal 2008, e tutt'oggi è aperta qua a Padova, al Circolo Reset, che è un circolo aggregativo che vede al suo interno studenti medi, universitari, pensionati, vede il presidio dei giovani di Libera, vede il coordinamento del Se non ora quando, quindi tutta una serie di realtà diverse che insieme possono trovare delle risposte e pian piano si possono mettere a sistema. La stessa cosa l'abbiamo fatta, diceva prima Daniele, a Treviso con Binario 1, abbiamo preso uno spazio che era abbandonato, inutilizzato, stiamo facendo i lavori e anche lì con tutta una serie di realtà molto diverse, in modo da creare questo spazio produttivo favorevole. E quindi crediamo, con anche questo incontro qua del 24, che solo mettendo a sistema e insieme le generazioni è possibile costruire degli sviluppi della crescita. Allora, noi siamo arrivati al termine, il tempo vola letteralmente. Grazie Daniele Tronco, è stato qui con noi, grazie anche Jacopo Bufalo di averci supportato. Una casa si fonda sulle fondamenta, la società come fondamenta ai giovani e come tetto gli anziani, che senza di loro non ci sarebbe ammortizzatori sociali così efficienti. Stanno distruggendo entrambi. Ai noi. Allora, con questo messaggio noi chiudiamo, grazie naturalmente della collaborazione dello SPI CGIL del Veneto, grazie anche alla Rete Studenti Medi che ci ha aiutato a aprire un confronto intergenerazionale, grazie a voi di averci seguito, noi ci vediamo come sempre domani, arrivederci.